se il Movimento 5 Stelle ricevesse un maggior numero di voti di quanto oggi si parla, ma ne sono convinto che accadrà, significa che noi potremo controllare meglio i soldi pubblici, potremo indirizzare meglio i soldi pubblici e potremo evitare che il Veneto diventi la regione più cementificata del mondo. Mi pare che sia già la regione più cementificata d'Europa. Il Movimento 5 Stelle ha chiuso la campagna per le elezioni regionali in Veneto in piazza Ferretto a Mestre. Tra i presenti il viceministro dell'Interno Crimi, il ministro D'Inca, il senatore Toninelli e i candidati Sara Visman per il comune di Venezia, Enrico Cappelletti per la regione e Cristian Bernardi per il comune di Castelfranco. Possiamo cambiare con un dialogo, il dialogo con tutti, una visione differente, una visione pulita dalle lobby, una visione che mette in primo piano l'ambiente e mette in primo piano anche i problemi veri di tutti i giorni dei cittadini. Nei nostri primi giorni di mandato sicuramente faremo un check di tutte le case sfitte che abbiamo qui sotto l'ERP e poi chiederemo conto anche ad Ater che finalmente assegni case che da tanti anni sono chiuse.